C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, bentrovati. Il detto di oggi ha quel sapore un po' escatologico. L'ultim vestit le fat senza scarsele. Di cosa stiamo parlando? Siamo di nuovo in compagnia della signora Nadia, mi pare, vero? Bravo, indovinato, bravo. Ricordo, già ha partecipato al nostro programma, insomma un po' di puntate fa. Nadia, ma lei di che si occupa? Io sono una bancaria. Caspita, ma dove? Allo sportello oppure in una filiale? Si può dire? Ci sono in un ufficio interno, mi occupo di contabilità. Insomma, grosse responsabilità, insomma, da quanto tempo? Io lavoro in banca da 34 anni. Ah, però, insomma, che è un bell'impegno, un lavoro che l'ha consentito, insomma, di fare carriera magari, non avrà iniziato con questo incarico, no? No, è stata una bella gavetta. Ti credo. Allora, qui c'è da leggere, non c'entra niente la contabilità. Beh, insomma, in qualche modo forse oggi i soldi contano. Vediamo un po', provi a leggere, Nadia. L'ultim vestit le fat senza scarseli. Ah, e qui si parla, insomma, delle cose ultime, dell'Apocalisse. Cos'è sto ultim vestit, Nadia, secondo lei? Ma la traduzione è questa qui, e anche mi sembra che è facile. L'ultimo vestito è fatto senza tasche, ecco. Però secondo me è un po' in questo periodo è una frase un po' tristina, appena tristina, ecco, però... Siamo al penultimo, al terzultimo, non proprio all'ultimo. Esatto. Signor Mario, beh, lei è pensionato, vero? Sì, purtroppo. Come purtroppo? Che sente la nostalgia del lavoro? Ah beh, non è che sia una cosa facile essere in pensione. Come occupa le giornate? Che vuol dire non è una cosa facile? Perché tutte le persone dovrebbero avere un'attività, qualcosa da fare, se no che faccio? Non è uno di quei... Ho fatto un po' delle nipoti. Insomma è un impegno, no? Il bravo nonno. Ma lei non è uno di quei nonni pensionati da cantiere che va a guardare le buche, i cantieri, no? No, non vado a guardare i cantieri. I miei amici se ne sono già tutti andati e allora è così. Senta Mario, guardi un po', l'ultim vestit, a proposito degli amici già andati, l'ultim vestit le fat senza scarsele. Che significa secondo lei? L'ultim vestit fa senza scarsele. Significa che ganera proprio spugna io perché sennò i gares fa de scarselle a mettere dentro il ruoto. Insomma, giusto ragionamento. Grazie Mario, simpaticissimo, grazie. C'è la signora Monica, attenzione signora Monica, è un po' escatologico quello di oggi. L'ultim vestit le fat senza scarsele, ha capito qualcosa? Questo sì, è proprio siamo arrivati al termine, quindi sarà la bara. Le fa senza scarsele, a cosa allude, cosa vuole insegnare secondo lei? Che forse di quello che è di materiale non ci portiamo via niente, quindi ci dovremmo occupare anche dell'aspetto spirituale nel corso della nostra vita. Se le avanzasse qualcosa di materiale che proprio non sa che farne, Diamolo in beneficenza, che c'è tanto di bisogno. noi siamo qui per lei, signora Monica. Fa piacere. L'ultim vestit le fa senza scarsele, l'ultim vestit qual è? Bene sì, la cassa da morto non ha tasche. Come dire che nell'aldilà le nostre ricchezze non ci stanno, restano tutte di qua. Speriamo di avervi fatto comunque buona compagnia e vi rilanciamo al prossimo appuntamento insieme a noi. Arrivederci.